Siamo in compagnia di Marco Pinat, giovanissimo viticoltore del comune di Povoletto, un ragazzo che non ha una tradizione familiare di viticoltura, ma che ha fortemente voluto fare questo mestiere. I suoi studi sono stati proprio legati all'enologia e alla viticoltura. È partito volendo acquistare un pezzo di terreno, scegliendo dei vitigni molto particolari, e poi da lì è partito il suo percorso. Marco, raccontacelo tu. Io ho una piccola azienda, Savoniano del Torre, nata nel 2015, non ho quindi di famiglia storicità, ma l'ho voluta io creare pian pianino, acquistando alcuni terreni, alcuni vigneti, anche recuperando alcune vigne storiche. Infatti so che hai fatto degli studi assieme all'università. Sì, insieme alla zona, insieme all'università, quindi all'interno della zona ho recuperato queste vigne e pian pianino ho avuto anche l'idea appunto di cominciare, oltre che a coltivare, anche a produrre un vino, dei vini, quindi produco 3 vini, e 2 bianchi e un rosso, e quindi diciamo pian pianino anche la mia realtà ha preso corpo, ecco. Adesso produciamo circa 5.000 bottiglie, è un numero ancora piccolino, ma diciamo puntiamo molto sulla qualità, e quindi ci vuole un po' di tempo, ecco, per crescere ancora in numeri, ecco. Però pian pianino diciamo cominciamo a farci conoscere e anche a farci apprezzare per la qualità dei vini, soprattutto vini di collina, vini che hanno una certa personalità e che hanno un affinamento medio-lungo, non sono vini diciamo freschi, di prima diciamo di annata veloci, ma hanno appunto un affinamento medio-lungo, quindi tirano fuori qualcosina di profondo, ecco, no? da queste uve che noi diciamo coltiviamo anche in vigneti che non sono solo di collina, ma sono anche non trattorabili, quindi hanno una certa difficoltà di gestione, e quindi diciamo sto portando avanti questa cosa, ecco, e speriamo che pian piano. Tutta lavorazione manuale nei tuoi vigneti, però c'è anche una cosa molto particolare che tu hai introdotto: le capre da cashmere, che non è proprio un animale tipico della zona. Sì, ho introdotto alcuni capi di capre, diciamo è una parte hobbistica, diciamo, insieme anche a una mia amica, e semplicemente per riuscire un pochettino a qualche piccola zona dei bordi dei vigneti, riuscire a tenere pulito, siccome diciamo, le nostre vigne sono tutte circondate dal bosco, quindi ogni tanto questo bosco un po' ci viene troppo vicino, e quindi dobbiamo in altro modo, invece di utilizzare magari attrezzi meccanici, utilizziamo gli animali, quindi li recintiamo in alcune piccole zone, pian piano ci danno la possibilità di tenere pulito, ecco. Quindi un altro modo per essere ecosostenibili. Sì, esatto. Bene, allora ringraziamo Marco Pinat per averci presentato la sua azienda. Grazie a voi.